Primo contatto con la realtà verde-azzurra per Bernardo Mereu, il nuovo tecnico della Nuorese. L'allenatore è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nello stadio Froghieri. Il tecnico è stato presentato alla città da Michele Artedino, presidente del sodalizio verde-azzurro, che ha voluto fortemente alla guida della Nuorese il tecnico di Trei. Una scelta ponderata per lanciare un progetto sportivo e societario che vuole mettere radici, quindi una squadra che punta sui giovani e che vuole disputare un campionato di vertice senza però avere l'assillo di vincere a tutti i costi. L'importante è gettare le basi per approdare in Serie D, che l'anno prossimo diventerà quarta serie, con le carte in regola dal punto di vista dell'organico e della società, per evitare poi di cadere immediatamente. La squadra inizierà il ritiro il 18 agosto, probabilmente a Farcana, dato che da lunedì il Froghieri sarà sottoposto a importanti lavori di riqualificazione. La società ha confermato una parte della rosa dello scorso anno e il tecnico Mereu in queste settimane valuterà i giocatori. Un progetto che si svilupperà gradatamente e che punterà sul settore giovanile, che potrebbe vedere a breve la conclusione di un accordo di fusione con l'Atletico Nuoro, che ha rifondato la società con l'arrivo alla presidenza di Nicola Selloni. La Nuorese quindi parte con programmi ambiziosi che intende portare avanti nel medio e lungo periodo. Il momento del calcio sardo non è dei migliori dal punto di vista economico e visti gli esempi quotidiani di squadre in difficoltà, la via scelta dalla Nuorese è quella di fare un passo alla volta. Si vuole costruire una squadra che, partendo dai giovani, cresca col passare del tempo e magari si giochi anche quest'anno le chance promozione.